Sicuramente un ottimo traguardo, soprattutto per i nostri ragazzi che frequentano le scuole superiori di Treviso, perché fino a ieri erano costretti ad andare alla frazione vicina con tutti i disagi. È una piccola grande rivoluzione quella che riguarda centinaia di famiglie a Campocroce, frazione di Mogliano, dove da almeno 25 anni si chiedeva un collegamento diretto con Treviso. Fino ad oggi il capolinea è stato San Bugè, in territorio di Preganziol, una manciata di chilometri in tutto che però sono pesati sulle spalle di intere generazioni di studenti e genitori. La svolta in questi mesi con l'allargamento della strada provinciale 106 sul confine tra i due comuni, 160.000 euro cofinanziati per metà dalla provincia, ma la partita, nessuno lo nasconde, è stata soprattutto burocratica. Dal punto di vista amministrativo è stato un iter molto lungo che ha coinvolto due comuni, la provincia e anche la CAV, la concessionaria Autostrade Venete. Alla fine siamo riusciti a eseguire questa opera di allargamento della SP 106 che ci permette di portare il capolinea fino a Campocroce. Non è un traguardo banale, la logistica è stata segnata in questi anni poi dall'inserimento del passante in questa area geografica, in questo quadrante. Magari sono opere che sono minori in termini di quantità monetaria che muoviamo, di importi finanziari, però dall'altra risolvono tanti problemi dei nostri cittadini. L'avvio ufficiale del servizio, dopo la corsa di prova, il 13 settembre con l'apertura dell'anno scolastico, per Mom i giorni più intensi. Manca ancora 6 giorni all'inizio delle scuole e già il numero di abbonati arriva a circa 17.000 oggi. Dei 28.000-29.000 soliti, di solito la gente arriva anche all'ultimo momento, quindi siamo molto soddisfatti anche dell'andamento della campagna abbonamenti.